Cerimonia conclusiva oggi presso la sede del Libero Consorzio di Agrigento con la consegna degli attestati di partecipazione all'evento denominato I Semi di Efesto, che ha visto Agrigento come seconda tappa di un percorso regionale che è partito da Enna e toccherà le altre province siciliane, che ha come scopo quello di valorizzare le produzioni artigianali del nostro territorio, che sono state esposte durante la settimana presso la Scala Reale della provincia. Oggi daremo dei riconoscimenti più che dei premi a tutti gli artigiani che hanno portato in mostra i loro bellissimi prodotti, i prodotti del loro saper fare bene. Naturalmente cosa ci spinge? Noi siamo la Confederazione degli Artigiani delle Piccole e Medie Imprese e il nostro core business era naturale che lo dovessimo fare noi e lo abbiamo fatto. Stiamo mettendo in mostra questi bei prodotti, sono prodotti delle nostre tradizioni, ci sono espositori della provincia di Agrigento ma anche di altre province della regione siciliana con le loro cose belle. Abbiamo messo qua in mostra dei gioielli, dei tessuti, dei manufatti, un bellissimo carretto siciliano che ci ha portato la famiglia alla Scala. Naturalmente questa è la seconda tappa di questo evento, noi lo riproporremo in tutte le province della regione siciliana perché vogliamo far sì che le tradizioni, che le botteghe che stanno sparendo in un momento in cui si parla sempre di innovazione, in cui si parla di industria 4.0, anche le nostre botteghe possano avere la possibilità di venire fuori allo scoperto, di dimostrarsi alla gente perché quelle tradizioni, quel saper fare sono il punto di partenza per l'economia futura. Un input che intanto è itinerante, questa iniziativa di Agrigento è la seconda tappa dopo Enna, dove con il primo passaggio partendo da Matera arriva a Enna, le nostre maestranze mettono in esposizione le loro attività, i loro lavori. Ora si passa di Agrigento, un'ottima presenza, gli imprenditori, gli artigiani e agrigentini hanno risposto con una grande partecipazione. Arriveremo a Palermo, poi a Trapani e chiuderemo per la prima settimana di dicembre un'iniziativa a Catania dove le maestranze che hanno partecipato in tutto questo percorso si presenteranno, ognuno presenterà la propria storia con la presenza della CNA nazionale che tiene tantissimo a questo progetto che sta avendo ottimi risultati. L'obiettivo principale è quello di far emergere le maestranze e i loro prodotti e farlo diventare punto di riferimento per la nostra terra. L'iniziativa che è partita da Enna con un convegno dove era presente anche l'assessore Turano che ha messo in evidenza qual è l'obiettivo della Regione in merito all'artigianato artistico e siamo lì pronti ad espletare una legge che possa finalmente far emergere le nostre maestranze nel nostro territorio siciliano.